Buon pomeriggio e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. La bicicletta lanciata sulla linea elettrica mentre passa il treno succede alla stazione Tommaso Natale di Palermo. Il treno preso di mira dai vandali è uno dei più frequentati nella tratta che collega il capoluogo siciliano alla frazione che ospita l'aeroporto Falcone Borsellino. Il contatto tra la bici e il passaggio di corrente elettrica ha innescato l'incendio che ha danneggiato la linea aerea e il pantografo del convoglio. Parlerò con la stampa senza sottrarmi ad alcun confronto, solo dopo aver conferito per garbo istituzionale con il presidente della regione Renato Schifani, al quale consegnerò dettagliata relazione. Lo dichiara questa mattina l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Francesco Paolo Scarpinato in relazione alla partecipazione della Sicilia al Festival di Cannes 2023. 36 migranti, fra cui 9 donne e 2 minori, sono stati rintracciati sulla spiaggia dell'isola dei Conigli a Lampedusa dai militari della tenenza della Guardia di Finanza. L'imbarcazione al momento non è stata ritrovata. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax in Tunisia ed essere originari di Costa d'Avorio, Gambia e Camerun. Nei dati Covid della Fondazione Gimbe crescono i casi in Italia, più 11,4% insieme ai decessi. Nella settimana che va dal 30 dicembre al 5 gennaio si registra un decremento del 6,9% di ricoveri in reparto e un incremento dell'1,6% per quanto riguarda la terapia intensiva. Sul versante vaccini sono 11,7 milioni gli anziani ancora senza quarta dose. I nuovi vaccinati registrano il più 6,4%, mentre sono 6,78 milioni le persone a zero dosi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.